chiamo Domenico, in casa mi chiamano Menego. Ho 12 anni ed abito ad Asolo. Mio padre è morto in guerra e io abito con mia madre e mio nonno Maurizio, per noi nonno Iccio. Oggi è il 19 agosto 1958, settembre è ormai alle porte, ma oggi è un giorno speciale. Per la prima volta il nonno mi porterà al mercato. Andremo lungo il torrente, il Muson, fino a Castelfranco. La nonna Bianca ci ha chiesto di andare a prendere un vitello nuovo per la stalla. Aveva bisogno dell'acqua per ogni qualsiasi uso, lavorazione, il bucato settimanale, la listia che chiamava da noi, no? Cosa voleva dire? Che le lenzuola non si lavavano mica ogni settimana come facciamo adesso, buttiamo in lavatrice. Queste qui andavano, si accumulava, il bucato poi nelle giornate si mettevano sotto cenere a decantare e quant'altro, e poi andavano resentate, si dicevano. Bisognava lavarle di fino, e dove? Nei corsi d'acqua si lavava. Il mastello, il lavello, la posata. L'Astero era il nostro mare, perché c'era un ambiente meraviglioso, gli argini erano boscati e quindi in pratica c'era un boschetto lungo tutto il percorso. Guarda nonno, una lepre! Mentre camminiamo arriviamo ad una vecchia e povera casa di contadini, senza acqua né luce. Nonno, andiamo veloci, che qui abita la pastora detta la Santona, quella che ha visto la Madonna. Abita qui con la figlia. Mi non mi avvicino. Ma no, Menego, ti sbagli, sono andate via. Ora ci abita me nominato e gana gamba dritta. Fa il falegname, costruisce sedie e tavoli, fa riparazioni nelle aie e nelle stalle. È un bravissimo cantastorie. Sai quante che ne contano i fiò? Meravigliosa, insomma, veramente abbiamo passato una gioventù eccezionale, non c'era niente sostanzialmente, non c'erano le televisioni ancora, forse verso metà anni 50 qualcuno aveva, qualche figlio di commerciante aveva il televisore in casa. Mai più, oltre al televisore, non avevo neanche il bagno in casa, perché era così. E quindi, sì, per dire, ci si accontentava di tutto quello di quel poco che si aveva, però si approfittava di tutto e anche di più. Ecco. Cioè, volevamo di più, ecco, questo ho un ricordo sulla voglia di fare, di cambiare, di progredire e quant'altro. Passiamo davanti ad una casa rovinata dalla piena. I vecchi ricordano la rotta dell'Astero della fine anni 40, ne rimangono le tracce. La ghiaia era uscita da tutte le parti. Arriviamo al centro di Onè ed è pieno di gente. Nel centro di Onè c'era un'azienda che lavorava prodotti chimici e riversava nel fiume che diventava rosso la domenica. Anche le concerie buttavano tutto sul fiume, ma le donne che dovevano lavare i panni non si lamentavano, bisognava lavorare. La campagna era un giardino in quel periodo, era lavorato prevalentemente a mano, sì, si aravano nella fase finale così, a partire dal 60 così, con i terreni e con i trattori, però prevalentemente i terreni erano lavorati con i buoi, quindi una vita molto più lenta, che aveva i suoi tempi naturalmente.